Il viaggio prosegue e dopo un po' s'avvia e si arriva nel settimo cerchio, il terzo girone, quello dei bestemmiatori. C'era un re greco della Grecia antica, tal Capaneo, e non è che fosse un santo. Aveva un garbo al pari dell'ortia e bestemmiava tanto. Sicché Giove abbollò non ti dio quanto, siccome n'era fatto di moglia. Un giorno preso il lampo e con lo stianto lo fulminò a metà d'un'eresia. Allora solidale il Padre Eterno, nel dimostrare sostegno al suo collega, rivocò Capaneo laggiù all'inferno. Però il re greco se la prese poco, nell'oltretomba Ateo fece una piega, seguitò a di bestemmie e a tutto fuoco. Ma qui per me qualcosa proprio non va. Se più si scende e più grave è il reato. Qualcuno mi dovrebbe illuminare secondo che criterio scriteriato l'omicida il Signore l'ha mandato più in alto di chi avvezzo a bestemmia. A me non mi pare un mero indovinato, ma se deve essere ci s'adeguerà. Te metti se al mercato un infradito, perché magari è un mercoledì d'estate, e mentre aggeggi per trovare un vestito, uno ti dà un pestone o uno zoccolo. Ecco, lo può finire a son di manate. Quel che conta è che tu ci stiaci un moccolo. Aveva un garbo al pari dell'ortica e bestemmiava tanto. Si è sempre sentito dire che come in Toscana non si bestemmia da nessun'altra parte. Addirittura per certi malati di sociologia, la sociologia paliesca, il moccolo in tempo di Palio sarebbe la preghiera del contradaiolo rivolta al cielo, quasi un contraltare del Maria Mater Grazia. Ma sia come sia, di certo c'è che il moccolo, l'aresia, la bestemmia, insomma, da queste parti è quasi un intercalare, un rafforzativo del concetto. Che valore avrebbe la mia parola senza un moccolo, diceva Fiore dell'Osteria. E mi viene a proposito un ricordo dell'infanzia. Rapolano, immediato dopoguerra, post elezioni del 48. Vescovo, Monsignor Mignone, in visita pastorale. Parrocchia e fedeli in festa, ma clima teso in paese, per certe posizioni, diciamo così, forti del parroco e del vescovo stesso. Addobbi e canti in chiesa, ma fuori, al termine della funzione, la piazza è divisa in due. Addobbi in chiesa. Le donne escono silenziose e col velo in testa, timorose si mettono da parte, rimettendo in dentro la gioia festosa del rito appena celebrato. I maschi quasi si fronteggiano, i carabinieri col maresciallo vigilano, il vescovo mingherlino sotto la mitria pastorale appare sulla porta della chiesa. Una voce imperiosa, lo era stata anche nel ventennio precedente, rompe quel silenzio di ghiaccio e di tensione. Davide di Penca, non di certo un baciapile, in piedi, con gli alti gambali, sul murello accanto alla chiesa, si rivolge alle donne e la sua voce non ammette repliche. Forze donne! Dite viva il vescovo, porca ma! I carabinieri scattano, il buon vescovo quasi barcolla, l'arciprete pure. Da una parte e dall'altra si esita, poi le donne e i bimbi acclamano. Viva il vescovo! È un evviva generale! Il vescovo benedice. Si va a Desina. Questo era il 48 per la Polizia.